Sarà la coscienza il tema portante dell'edizione 2019 del Festival Andersen. 80 gli eventi che coloreranno la città da giovedì a domenica e faranno da cornice alla consegna del premio letterario intitolato Lo scrittore danese. La coscienza, perché ci è sembrato in questi tempi dove talvolta prevale l'indifferenza, il non approfondimento, di rispolverare una categoria dello spirito e dell'umanità così importante da tanti punti di vista. Poi noi parliamo anche e soprattutto di bambini, quindi il risveglio delle coscienze oggi è davvero un elemento da tenere presente e da ricordare. Gli eventi saranno distribuiti in diverse zone della città, ma come sempre il cuore resta la Baia del Silenzio, che ospiterà incontri e spettacoli. Abbiamo Allevi che presenta un progetto con Save the Children, Corrado Augias che in una performance nella Baia del Silenzio, Diodato che è un cantatore nuovo e molto interessante che si sta affermando, poi Elio Germano, Raffaele Gualazzi in un concerto di piano e voce, la Morante con un quartetto jazz di Faraò che è un musicista molto importante per un altro spettacolo molto interessante nella Baia, c'è Lidia Ravera che farà una performance. Giovanni Allevi parteciperà anche al corteo iniziale, la tradizionale sfilata di oltre 1000 bambini delle scuole di Sestri Levante che prenderanno simbolicamente possesso della città giovedì mattina con inizio alle 10. Del resto l'Andersen è anche questo, è anche dimostrare che gli spettacoli, gli eventi e le iniziative si possono realizzare nei luoghi più belli della città, le spiagge, le baie, le piazze, e quindi che per 4 giorni appunto diventa un vero e proprio teatro all'aria aperta. I bambini sono stati coinvolti anche nel tema, come dicevamo nel tema della coscienza, hanno fatto tanti disegni pensando soprattutto ai diritti dei bambini che grazie alla collaborazione con i commercianti saranno esposti nelle vetrine della città, e poi con una gigantografia che tiene insieme decine di disegni nell'atrio del Palazzo Comunale, a dimostrazione che in questi giorni il comune, anche il comune è il loro regno. I bambini non tanto nel senso anagrafico, ma nel senso del riscoprire i valori dei bambini anche per tutto il resto del pubblico, che infatti è variegato. Lo spirito è proprio quello di collegare le generazioni a partire dallo spirito dei bambini.